Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. E bisogna iniziare. Dobbiamo cominciare. Ma non ci posso credere. È arrivato il momento fatidico, giusto? Esattamente, è arrivato il momento fatidico. Questa è Radio Milan Inter. Questa è Radio Milan Inter, abbiamo il nostro carissimo tecnico in studio, Luca Bianchino, che ringraziamo in questa nuova avventura. Fa tutto. Quest'uomo fa tutto. Centralinista, regista, le luci, le riprese. Sì, montaggista. Ci lava i denti anche prima di andare in onda, tutto. Va bene, questo tanto per dire che parte una nuova trasmissione con un personaggio che mi è molto simpatico quelle volte che l'ho sentito, chiaramente in queste sue spezzoni, che interviene in una forma diciamo molto drastica, se non mortificatrice, ovvero sia Gabriele Borzillo, il mortificatore. Ti ringrazio, grazie Fulvio. Insomma, voglio dire, è un piacere dividere con te questa nuova avventura. Anch'io ti ho ascoltato spesso e volentieri. Un po' di cretinate. Ma questa è la gioia del calcio, è anche un po' prendersi in giro. E infatti noi parafrasiamo una importante trasmissione, però non è che noi stiamo seguendo quelle trasmissioni, però effettivamente in questo momento cercare di coniugare la questione diciamo calcistica vera e propria a livello di informazione con anche il lato diciamo leggiadro delle cose, è venuta fuori questa trasmissione che si intitola Che calcio che fa. Esatto. Quindi parleremo diciamo un po' in sottovoce o magari non in sottovoce di situazioni che possono venire fuori. Qua salutiamo il nostro direttore che è dall'altra parte. È arrivato con la sua barba, eccolo qua. Prima la barba e poi l'apo. Prima arriva lui in questo modo qua. Vabbè, insomma, quindi mortificatore contro calcio insieme a questa nuova avventura. Assolutamente Fulvio, è un piacere. È un piacere. Quindi adesso iniziamo questa puntata numero 0 in qualche modo, perché cercare di dare chiaramente ma di conoscerci, perché effettivamente ognuno ha il proprio interlocutore. Tu hai avuto fino adesso e continui ad avere collaborazione con il direttore, quindi giustamente col direttore. Io invece con Francesco DNA. Quindi si passa in una nuova fase, però diciamo che qualche cosa interessante che è stato diciamo prodotto in questo ultimo anno e mezzo che riguardava la trasmissione precedente, che era Peste e Corna, lo trasliamo, lo portiamo, lo trasportiamo in questa nuova diciamo realtà, però diamo molto più spazio alla parte diciamo informativa, in cui contribuiremo in special modo tu, perché sei chiaramente giornalista e scrivendo sul giornale Style eccetera, e anch'io in qualche modo. Assolutamente, noi faremo un po' di tutto, nel senso che faremo divertimento, informazione, scherzeremo, giocheremo, rideremo con voi ovviamente, per cui se avete voglia di intervenire sui nostri argomenti avremo anche poi delle rubriche che mano a mano vi spiegheremo e dove sarà fondamentale il vostro apporto, il vostro aiuto. Giusto? Vuoi già iniziare a parlare delle rubriche? No, ma vabbè dai, andiamo proprio a braccio, perché Luca Bianchino è molto interessato, ci guarda con questi occhi sgranati, dice ma questi cosa stanno dicendo? E vedrai cosa ne diremo nelle prossime puntate. Non sta pensando in realtà, ma questi due cosa fanno? Guarda, anche noi stiamo cercando di girarci attorno, no? come vedi, né più né meno. Va bene, allora i numeri sono sempre gli stessi, assolutamente, giusto? quindi se volete chiamarci, allora 02 39 65 65 65, perché apriamo i telefoni. Chiaramente sono ben accetti gli insulti di qualsiasi tipo, perché noi in quel modo lì daremo sfogo ai nostri di insultare, quindi chiaramente saremo così. SMS nel 392 8263 444, quindi quello è il solito, e poi la mail di redazione, quindi redazione @milaninterradio.tv. Poi c'è sempre il sito, faremo un sito per la trasmissione, nel frattempo c'è la nostra bella pagina Facebook, con la nuova immagine. Esatto. Che tempo, che calcio che fa, vedi che ti trascina, che ti butta dentro questa cosa qua. Voi andate su Facebook e cliccate un bel mi piace, più mi piace ci sono, più la gente vede, più entrano sponsor, più magari guadagniamo. Ecco, questo, e quindi siccome è un giro del fumo, cerchiamo di portare a casa, vero? Beh, anche perché poi comunque in ogni caso cercheremo di fare delle cose molto simpatiche. Assolutamente. Non è escluso già nei prossimi giorni riuscire a inserire
in streaming ovviamente, sul sito della radio, da lì si collega direttamente, quindi ci potete ascoltare ovunque voi siate. C'è un caldo tale per cui anche se stai fermo sudi come un tricheco su una spiaggia di Papite assolata di Viserbella, di Viserbella Marina. Io ho Papite come immagine, ma anche Viserbella è ancora più decadente, esattamente. Senti, andiamo avanti con il discorso invece, perché settimana prossima poi, come tutta la radio che verrà trasportata, quindi pensa a questo trasloco che partirà da Cologno Monzese, arriverà a Milano alla fabbrica del vapore, dove ci sarà la nuova iniziativa che è appunto quella di trasmettere in diretta praticamente restate in fabbrica, che trasmetterà in diretta tutti i mondiali, per cui tutte le trasmissioni verranno fatte da lì, quindi potrete anche venire direttamente voi alla fabbrica del vapore, venite, portatevi anche dei massi, così potete lanciarli. No, adesso a prescindere da tutte queste cose, è una bella iniziativa, interessante, divertente. Potete venire lì, interagire con noi, vi mettete le cuffie, chiacchierate insieme a noi. Assolutamente, no? Anche che poi ci sono maxi schermo, c'è di tutto per vedere la partita, esatto. Suonano 6 ore o 5 ore con gruppi dal vivo, c'è un concorso molto divertente, poi c'è musica lounge, c'è chiaramente la possibilità di fare l'happy hour, aperitivo, passare la serata fino alle 11 di sera. Quindi restate alla fabbrica del vapore, restate in fabbrica. E ci saremo noi lunedì prossimo dalle 21 alle 23. Esattamente. Benissimo. Caro mortificatore, adesso, visto che noi abbiamo iniziato in questo cappello appunto iniziale a dare, diciamo, un po' il là alla trasmissione, iniziamo a parlare un po' delle rubrichette, perché sono le cose che poi le rubriche saranno magari scalzate da altre rubriche, perché adesso il calcio giocato, se non è quello dei mondiali, oggi poi non c'è ancora calcio giocato, non ho visto neanche la nazionale, non l'hai vista neanche tu. No, ieri sera non l'ho visto, ho acceso la TV, erano già 5-3. 5-3, ha detto che 3 gol di Immobile, 2 di Insigne, giusto? Sì. Quindi siamo ben messi. È un campanellino d'allarme per quel signore, quello di Colcesio, quello che hai capito, quel signore lì, quel signore lì, e che quindi insomma indubbiamente questa nazionale deve segnare, perché altrimenti se non fai neanche quel goletto, perché mi sembra, non so cosa ne pensi tu, una nazionale che è, diciamo, predisposta al tipico canone italiano, cioè difendersi e ripartire, giusto? Ma sono d'accordo perfettamente con te. Tant'è che io, sai, un po' andando controcorrente, perché vedo che se tu ascolti, leggi social, no? Ascolti un po' in giro le voci, chiacchieri, non c'è una grande fiducia intorno a questa nazionale. Ma non passiamo il primo turno, ma positivo tanto dopo, questo. Sì, ma tanto la prima partita. Se si fa l'Italia è positivo, perché vuol dire che di solito quando non ci sono stati ben accreditati. No? Esatto. Invece io ho il sentore che questi qua possano fare bene. Sì. Nel 2010, se tu mi avessi chiesto cosa facevamo, io ti avrei detto vabbè, passiamo il girone perché abbiamo la Nuova Zelanda, e invece non mi ricordo cosa, siamo andati a casa, ma più in là degli ottavi non saremmo neanche finiti. Questa qui mi ispira fiducia. Sì, perché quella proprio è stata anche, non è stata una bellissima, perché poi ha interrotto, non c'era stato Donadoni, giusto? No, era Lippi ancora. No, 2010, ma c'era stato Donadoni. Prima buttato via fuori di popolo. Quindi questo vuol dire che c'erano dei canoni che avevano portato i giusti frutti, e poi è stato tolto Donadoni, è stato riportato Lippi. Quella è una cosa che non è molto popolare, da un certo, per quanto Lippi appunto ha vinto il campionato del mondo all'epoca, però ha portato tutta le sue logiche di giocatori di cui si fidava, giustamente. Però dopo la fine ci siamo ritrovati veramente. Mi sembrava come il mondiale dell'86, che io non ho molto vissuto perché facevo il militare in quell'anno, e quindi non te lo spiego stato... io, Galderisi, Altobelli, però erano molti reduci dell'82, no? E già quel mondiale lì, è la stessa logica. La logica è stata la stessa. Io non mi sono non ho seguito il mondiale, ma non ero neanche tanto appassionato a seguirlo, non me ne fregava neanche. Infatti in quella nazionale c'è il famoso gol, quello di Platini mi sembra, dove c'è Scirea, poverino, che era ormai alla fine della carriera, avrebbe smesso proprio quell'anno lì, che è proprio superato completamente da una giocata in un taglio in velocità, un 1-2, esatto, e poi c'era Giovanni Galli in porta, che si è buttato, poi tu sei portiere, si è portiere con un'ora dopo. Sì, ma oltretutto Giovanni Galli in un'intervista recentissima, parliamo di qualcosa come 15-20 giorni fa, disse che il gol di Maradona oggettivamente fu una roba, cioè lui la battezzò proprio fuori, no? Perché il movimento che fece fu quello del portiere, dice che tanto questa va fuori, va bene, ma lui disse qualche giorno fa, appunto, ha detto no, ma quel
quel tipo di gol lì l'avrebbe fatto solo Maradona, è stata colpa mia perché io avrei dovuto studiare Maradona e avrei dovuto capire che lui da lì poteva centrare la porta, perché qualunque altro giocatore al mondo non l'avrebbe fatto. Ho capito, ma se giochi contro Maradona, studiati Maradona. Beh, comunque nel caso, se è Maradona che ti può inventare qualsiasi cosa, tu puoi anche pensare, visto che lui è un fuoriclasse, fuori dalla classe, poteva inventare anche una cosa non codificata. Assolutamente, no? Quindi... almeno fai finta di buttarti. Però vabbè, queste sono cose ormai di 30 anni fa. Ormai è andata. Sono andate, no? 28 anni fa sono passati. È passato qualche anno, facevo il bersagliere all'epoca. Bello, caro, dove? Parliamo anche di cose personali. Ma sì, guarda, io ho fatto il CARA ad Albenga, sì. Visto che ieri c'è non stata... a Cuneo, No, non ho fatto 3 anni militare a Cuneo, ho fatto un mese di CARA ad Albenga. Sì. Ieri a proposito c'è stata ad Asti il raduno nazionale dei bersaglieri, quindi saluti a tutte le cappe piumate. Assolutamente. Dopodiché sono stato spostato al terzo battaglione bersaglieri, in quel di Pordenone, al famoso Motel Fiore, che era una roba devastante, c'hai 1000 persone, una cosa, una città nella città, è la più grossa la caserma di Pordenone. Funziona ancora? Esistono come caserma? Ma mi hanno detto di no. No, oggettivamente mi hanno detto di no, anzi se qualcuno sa se funziona ancora la Fiore di Pordenone, esatto, telefoni, ce lo faccia sapere direttamente da Pordenone. Esatto, ci chiami da Pordenone, tanto voglio dire, sempre 0239656565, oppure ci mandi un bel SMS al 392 8263 444. Bene, vabbè, dai, qua abbiamo parlato, io ho fatto invece il militare di Granatieri di Sardegna a Roma, Granatieri di Sardegna. Allora, non dico paraculo, dico la battuta, è un po' volgare. Dilla. Allora, facevo le guardie d'onore all'altare della patria. Sai quegli omini sfigati in fondo vicino al braciere, no? Sì, ecco. Quelli lì. Allora, un'ora di riposo, di un'ora di guardia e 3 di riposo per 24 ore, no? Quando andiamo a prendere durante la pausa il pezzo di focaccia alla Fontana di Trevi, si fa Piazza Venezia sulla sinistra e a un dato momento incrociamo la famosa fioraia di Piazza Venezia, che era una ottantenne con un solo dente e chiaramente ne aveva una per ogni tipologia di guardia. C'era l'aviazione, non so, i lancieri di Montebello, Granatieri di Sardegna. Quanti Granatieri di Sardegna hanno fatto la guardia lì, figurati, no? E lei chiaramente diceva sempre la stessa battuta, dice Granatieri, e noi ci giravamo verso questa vecchiettina, diceva Granatieri di Sardegna, molte guardie, poca fregna. E ho detto grazie, colpisca col coltello nella ferita, che chiaramente militare. Era la signora vissuta. Vabbè, questi sono i trascorsi, ormai 1982, salutiamo Roma e la caserma Sieta di Roma. Va bene, passiamo al calcio. Adesso ritorniamo sulle nostre rubriche. Allora, le rubriche abbiamo detto, abbiamo il famoso, vuoi leggerlo tu? A te fai divertitore. Tu leggi. Allora, questo qua chiaramente adesso non possiamo giustamente riportarla durante il periodo del mondiale, no? No, chiaramente no, ma sono cose, noi sul mondiale tratteremo parecchio di mondiale. Moltissimo. Perché in questo mese ovviamente di quello si parlerà, non è che possiamo parlare del campionato di Serie A poi parleremo magari un po' a luglio del calciomercato, ma con la riapertura, con il riavvio del campionato della stagione 2014-2015 avremo una serie di rubriche molto carine, devo dire. Allora, quella del lunedì si intitolerà il prolasso del lunedì. Esatto, è un po' volgarotta la cosa, però effettivamente fa capire questo sbordamento dalla materia, quindi qualcosa che indubbiamente si è allargato e che effettivamente non doveva essere allargato, e quindi durante il weekend calcistico ci può essere un episodio, un qualcosa che effettivamente è un po' risulta essere poi il tormentone del weekend, il gol non visto, il gol dato ingiustamente. Giusto, insomma, sono le arrabbiature in campo. Sì. Avremo e chiaramente noi cercheremo da un certo punto di vista di tenere lo sguardo molto alto dalla parte appunto del divertente e divertita della cosa, certo. Ma anche dall'altra parte invece la questione è proprio prettamente tecnica, perché tu avrai la possibilità di contattare un ex arbitro, quindi per cercare di riuscire a vedere in qualche modo il fattaccio, se poi si tratta poi di una questione prettamente tecnica, di come deve essere, diciamo, se l'arbitro ha visto bene o non ha visto male, insomma. Sì, no, ma infatti con questo ex arbitro adesso non facciamo ancora il nome, ma si tratta di un ex arbitro internazionale. Se non è ex arbitro ce lo inventiamo noi. No, ma lui è ex arbitro seriamente internazionale, eccetera. Parleremo dell'errore più grave, oppure, per andare un po' in controtendenza, perché sennò magari tante volte seguiamo l'onda, usciamo un po' da questa scia e magari potremmo anche far capire a chi ci segue da casa perché un arbitro ha fischiato una cosa invece che un'altra, quindi tutti a dare addosso all'arbitro, mentre in realtà un ex arbitro internazionale, ripetiamo, quindi non è l'ultimo arrivato, ci spiegherà che quell'arbitro ha fatto bene
a fare così perché il regolamento dice sì, perché molte volte sul regolamento ognuno cerca di interpretare un po' a modo suo. C'è un regolamento. Anche l'arbitro molte volte effettivamente anche perché poi non c'è grande dialogo, no, con gli arbitri, no? In maniera più totale. Giusto, è anche giusto avere i contatti con gli ex arbitri, quindi assolutamente. Ma non c'è mai contatti con gli anche ieri giocando alle amichevoli non si poteva parlare con gli arbitri che ci fischiavano. Hai giocato un amichevole fantastico all'Iris, al campo dell'Iris. Iris 1914. Anzi, feci un provino a 14 anni. Feci un provino lì, sì, non mi presi. Non ti presi? No, vabbè, però loro sono stati veramente gentilissimi, ottima l'organizzazione, bello il campo, un caldo pazzesco. Ho giocato con RTL perché non avevano il portiere. E ovviamente poi grazie anche a Fabrizio. Ciao Fabrizio, grazie a Fabrizio Ferrari. Ho giocato con loro e quindi mi sono veramente divertito. Abbiamo fatto 1-1 con la squadra del Direttour e ci hanno derubato, ma fa niente. Però il direttore si può fare. Abbiamo perso ha segnato lui il gol? No, lui non ha segnato. Lui si è fatto male dopo 15-16 secondi. Poi abbiamo giocato contro i legnanesi. Abbiamo giocato contro i legnanesi, che di legnanesi c'era solamente la Sciura Teresa, la Mabilia e il gioco come si chiama? E lui, che adesso non mi ricordo. E gli altri erano degli sbarbati ventenni che correvano 50 volte. Società SC Calcio Legnano. Esatto, queste cose 25 anni. Il più scarso giocava in terza categoria, in promozione. Promozione. Bene, no, va bene. Un piccolo aneddoto, quel campo lì che adesso è stato rifatto in sintetico, quando ero ragazzino era una cosa terribile perché non vedevi più la palla. No, perché si alzava un polverone spaventoso. Quindi, vabbè. Però giocavi sempre, perché quelli sono i tipici campi che in realtà di Milano di una volta erano così ben battuti, quando pioveva rimaneva proprio piatto. Così, uguale. No, è vero, bellissimo. Va bene, altra rubrica, non ti sopporto più, quindi è un po' in linea anche con un po' portate il tormentone di qualcuno che la fa un po' fuori dal vasetto, no? Da un certo punto di vista. Assolutamente. Quindi. Magari sai, ci sono gli allenatori che ti dicono io vado a giocare a San Siro ma non faccio le barricate, poi vedi la partita e vedi che questo sono in 11 in area di rigore per tutta la partita. Esatto, allora cercheremo di riprendere un pochino le frasi storiche, chiaramente quelle più divertenti ovviamente, dette durante la settimana, per poi essere smentite vergognosamente dai fatti domenicali. Bene, senti, nel frattempo, visto che abbiamo fatto un po' un excursus oggi a livello musicale, no? Non so come mai ci siamo ritrovati a parlare di un gruppo che era degli anni 70, 1973, giusto? Come no, che era, aspetta che adesso non riesco a trovarlo. Le Figlie del Vento, che riuscivano a fare un famoso tour, io questo non me la ricordo proprio, però vediamo se riesce ad andare. Adesso parte Luca, dovrebbe partire, la senti? Eccola qua. Le ciliegie nel paniere quasi sempre sono nere. La lattuga adesso però me la devi cantare. Ma io mi ricordo solo i carciofi sono maturi. Puoi trovarli sul il ritornello. Ma chissà perché. I carciofi sono maturi. I carciofi sono maturi se li mangi poco duri. Era fantastica erano fantastiche. E dopo mettiamo l'altra che io conoscevo, che è più famosa di questa, credo. Le Figlie del Vento. Perché poi la canzone diceva sempre queste quattro cose. Sì, certo. I carciofi sono maturi se li mangi poco duri, le ciliegie nel paniere quasi sempre sono nere, i finocchi delicati puoi trovarli. E tutta la canzone è fatta così. Cantando in tonalità diverse. E uno dice che cosa ci quaglia questo dal punto di vista? Niente, assolutamente però ci niente. faceva divertire ci tantissimo. Divertiva parecchio, anzi andatevi a cercare su internet Le Figlie del Vento. Le Figlie del Vento, perché era il progressive, no? Era il progressive degli anni 70. Degli anni 70, in realtà non aveva niente a che fare con Piermato e Forneria Marconi, chiaramente neanche con il balletto di bronzo, Flora Fabri Cemento, Rovescio della medaglia, quelli erano grandi gruppi, ma anche perché questa qui era una cosettina, voglio dire, questa musichetta, no? Mi piacerebbe anche averla in loop, per esempio, per la trasmissione. Perché no? Certo. Guarda che bella, i carciofi sono maturi se li mangi poco duri. Però potremmo mettere anche quest'altra. Vediamo un attimo il tempo di passare all'altra, quella successiva. Perché loro sono famose anche per quest'altra. Loro sono più famose. Sono più famose per queste. Quindi ci piacerebbe che anche voi magari via Facebook o via telefono, via SMS ci diceste quale vi piace di più, insomma quale usare come base. Un ritmo abbastanza insinuante. E questo è molto sinuoso, sì. Sugli, pane, tu mi scugli le banane.
Tu miscugli le banane. Le miscugli in salsa verde. Chi le mangia nulla perde. Nulla perde. Pensa te. Allora, aneddoto, sì, te l'ho detto stamattina, lo sai già, assolutamente, che questa canzone è stata fatta da un grandissimo interista. Sì, ma se tu lo dici non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno, però lui non ha problemi a dirlo, l'ha detto tranquillamente. Roberto Vecchioni, 1973, che è stato tra parentesi anche mio professore di latino per un certo periodo, e quindi lui per sbarcare il lunario, ahimè, prima di arrivare a vincere Sanremo ce ne ha fatta tanta di strada, e quegli anni lì sono stati degli anni fantastici Roberto Vecchioni, perché è proprio il cantautore secondo me più vicino dal punto di vista emozionale, no? Proprio un grandissimo. A prescindere dalla fede dopo un pochettino ci si perde, perché vabbè, le idee sono sempre un po' più difficili da tirar fuori, no? Perché passano magari gli anni, però quegli anni lì 75, 74, 75, 76 fino a 78, 80 sono stati anni fantastici per Roberto Vecchioni, e ci raccontava all'epoca che lui doveva fare le canzoni, le canzonette, come del resto fa riferimento in Luce a San Siro, sì. Scrivi Vecchioni, scrivi canzoni, no? Quindi lavora ottimo perché certo. per fare i danè, giustamente, no? E lui invece aveva altre ambizioni che è riuscito per fortuna a raggiungere. Oltretutto mi raccontavi che ha fatto anche Barbapapà lui. Ha fatto Barbapapà nell'80 e qualcosa, sì, ma ha sempre fatto canzoni diciamo agili, perché poi se vai a vedere anche le canzoni, diciamo quelle serie, ci sono delle canzoni che sono particolarmente simpatiche, ma anche la stessa Spararono alla cantautore, non so se è presente, Spararono alla cantautore in un eccesso di gioventù, gli spararono con la è un vaudeville praticamente fatto con la chitarra con 3 accordi, per lui l'ha messo dentro, dove in realtà sparavano al cantautore, perché lui sentiva molto questa figura del cantautore che però non aveva spazio. Pensa, spazio nel 1983 in cui c'erano De André, Graziani, De Gregori, c'era Venditti, una serie di mostri sacri. Che spazio c'è adesso? C'erano dei mostri sacri. Adesso che spazio c'è per questa gente che vuole esprimere? Non c'è proprio spazio. No, assolutamente no. Ma sempre Roberto Vecchioni è autore di un'altra canzone cantata da un noto gruppo degli anni 70, giusto? Che secondo me subito? No, non la voglio subito, perché la volevo durante la presentazione che faremo poi del mondiale, insomma, quando chiacchiereremo un po' del mondiale, sì. Anche perché è stata remixata dalla nazionale per uno dei per uno dei calciatori di punta, che in questo momento sono lì di punta. Ed è un inno a giocare con felicità, esatto, proprio, trova no? qualcosa, visto che sei da solo, ma poi la sentiremo e capirete giusto mortificatore. Va bene. Andiamo avanti all'altra cosa. Poi c'è la cappellata della domenica, no, l'errore arbitrale, questo l'abbiamo già parlato, l'angolo del Milan Club e dell'Inter Club. Cercheremo di sollecitare di volta in volta sia l'Inter Club che il Milan Club, quindi noi, anche se siamo di estrazione interista, però chiaramente tratteremo qualsiasi argomento anche con i milanisti. Mi sembra il minimo. Chiaramente 2 minuti e poi gli altri 118 li dedicheremo all'Inter. Però no, adesso a parte di tutto quanto, certo. Ecco, quello che vorremmo evitare di fare, che spero che non faremo, ma che sicuramente non faremo, è una trasmissione diciamo un po' partigiana, perché nonostante i nostri trascorsi siano e anche il nostro presente, il nostro futuro, fino al giorno in cui verremo tocchiamoci, c'è una musica di sottofondo. Oggi è molto sono nerazzurri, però questo non c'entra nulla, insomma, no, diciamo che a noi non frega assolutamente niente. A noi interessa divertirci un po'. Oddio, se si vince un derby, bello. Non è che il giorno dopo veniamo qua e siamo così ecumenici, assolutamente no. Assolutamente, quindi. Ma si vince un derby? Insomma, dai, l'abbiamo perso l'ultima volta, ma era un bel filotto precedente che il Milan ha. È vero, indubbiamente. È vero, dai. Poi dopo avremo una rassegna stampa delle notizie curiose, il calcio lombardo, quindi anche qui c'è un discorso. Qui andremo e intervisteremo presidenti, allenatori di piccole realtà di calcio, proprio per far conoscere il movimento calcistico che c'è in Lombardia, che è enorme e che magari non poi è viene solamente... fuori, abbiamo un centravanti di 17 anni che veramente è fortissimo, e noi compriamo il cartellino con 50 euro e lo rivediamo a 60. Esatto, 60, abbiamo fatto 5 euro a testa. Non è male, però io credo che anche il calcio dilettantistico, il calcio di provincia, insomma, debba trovare spazio. Radio Milan Inter va bene, si ascolta in tutto il mondo, va bene, parliamo di Inter, Milan, Napoli, Roma, Juve, Torino, chi più Lazio, chi più ne ha più ne metta, però sarebbe anche carino, e troviamo insomma sicuramente il tempo di dedicare 5 minuti
anche al calcio, insomma. Sì, no, anche indubbiamente al di là appunto della visibilità, anche sapere che ci sono delle realtà in Lombardia, Varesotto, Comasco, Bergamasco, dove ci sentono, ci ascoltano. Assolutamente. No? Io vado spessissimo a Bergamo, sento benissimo la radio, quindi c'è un discorso e anche ben ascoltata, quindi indubbiamente per quale motivo non parlare delle giovanili dell'Albino Leffe, per esempio, no? Quindi sentiremo. Poi uno spazio editoriale, cioè inteso come presentazione di prodotti editoriali che possono essere quindi stimolati dalla mente di personaggi incredibili e non incredibili. Assolutamente comunque, sì, libri, più tardi insomma ne avremo anche uno che interverrà con noi in diretta per presentarci, tra virgolette, la sua ultima fatica, che è un libro, visto che siamo in tema mondiale, uscirà fra poco, che parla un po' di mondiali, ma ve lo dirà lui poi più tardi. E poi non è solo anche il discorso, diciamo, di personaggi che comunque hanno una certa importanza, famosi. Se avete appunto delle iniziative di questo tipo, potrebbe essere interessante collegarsi, contattare tramite la pagina Facebook e quindi proporre eventualmente la possibilità di poter inserire in questo spazio qualche prodotto, qualcosa vostro che può essere carino. Chiaramente deve parlare di sport, deve parlare di calcio, di qualcosa che sia collegato. Non è che uno mi scrive un romanzo di 23 pagine e poi mi dice io ho scritto questo romanzo stanotte perché non dormivo, ho digerito male la peperonata e quindi adesso me lo prende, non lo so, non ho idea. Però la peperonata è pesante. Va bene, dai Gabriele, facciamo la prima pausa. Benissimo, pubblicità allora. Ciao. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi. Stessa passione. Qual è il modo migliore per far conoscere la vostra attività? La pubblicità. Ma va fatta in modo efficace, con coraggio e la giusta creatività. Radio Milan Inter vi offre la possibilità di ottenere dei risultati concreti seguendovi e ideando strategie che vi facciano crescere. Come fare pubblicità su Radio Milan Inter? Chiamalo 02 6708 6708 e chiedi informazioni. 02 6708 6708 02 6708 6708. Niente. Cavolo! Hai sentito? Cosa? Come dei passi! Te l'avevo detto di mettere i ricambi originali! Ma sono cari! Giusto? Sbagliato. Ricambi originali al miglior prezzo e garanzia sugli interventi. Meglio portarla in un'officina Opel. Info sulla mia Opel.it. Presentandoti a nome di Radio Milan Inter, fino al 30 giugno 2014 puoi usufruire del cambio olio e filtro olio a soli €89 per motori diesel e a soli €59 per motori benzina. Da Lambro Car, concessionaria Opel a Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Vimercate. Alla Fabbrica del Vapore per un'estate mondiale. Dal 12 giugno al 23 luglio Radio Milan Inter sarà nel piazzale della Fabbrica del Vapore di Milano, dove ci sarà un grande villaggio da 10.000 metri quadri con un maxi schermo per seguire tutti i mondiali, un palco, spazi verdi, punti ristoro, una spiaggia di 600 metri quadri attrezzata con sdraio, ombrelloni, dove ogni giorno si svolgeranno concerti, cabaret, aperitivi, mostre, DJ set, sport, benessere, di tutto, anche tornei di subbuto, di calcio balilla, di ping pong, non ne posso più, un sacco di cose, ve ne diamo anche troppe, ve non pagate neanche niente, nulla. Insomma, tutto da giovedì 12 giugno dalle ore 18 per un grande evento di apertura con musica, spettacolo e appunto DJ set. Vi aspettiamo tutti con Radio Milan Inter. Allora, come lo facciamo il bagno? Io credo che... Io lì vedrei bene una doccia. Io preferirei la vasca. Ma no, una doccia. Una vasca. Doccia. Vasca. Doccia. Vasca. Ok. Ok. Cosa? Facciamo una dosca? Allora facciamo una vaccia. Se il bagno che desideri non esiste, realizzalo tu. Fino al 22 giugno da Leroy Merlin trovi tutto ciò che ti serve per rinnovare il tuo bagno. E in più una promozione speciale se diventi socio Idea Più. Vieni in negozio o informati su leroymerlin.it. Chuck, azione! Ritorna il reality shop di Bricofer. Iscriviti in coppia entro il 4 maggio su bricofer.it nella sezione Reality Shop Casting. Inviaci una foto a tema bricolage. Potrai essere selezionato e partecipare a Reality Shop Bricofer. Solo per coppie vincenti. Tanta adrenalina, lotta contro il tempo e creatività ti renderanno protagonista del video che ti farà vincere una fantastica auto. Per info bricofer.it. Bricofer, tra il dire e il fare. Bentrovati all'ascolto.
Ancora in attesa dei comuni siciliani, dove il voto si chiude alle 15, si è conclusa con i ballottaggi l'ultima tornata amministrativa. Il PD vince la partita complessiva, ma cadono alcuni simboli per la sinistra, come Livorno, conquistata dal Movimento 5 Stelle, e Perugia dal centrodestra. Senza precedenti l'emergenza sbarchi sulle coste siciliane, dove nelle ultime 24 ore sono approdati più di 2000 migranti. Il servizio di Alessio Galea. Ancora in corso nel porto di Palermo lo sbarco dei 529 migranti soccorsi nel canale di Sicilia da un mercantile panamense. A bordo 390 uomini, 129 donne, 14 delle quali in gravidanza e una ventina di bambini. Sono tutti di origine subsahariana. Per loro non c'è più posto nei centri di accoglienza dell'isola, da tempo al collasso. Saranno accolti in 2 parrocchie in una struttura gestita dalla Caritas di Palermo. In continuo aggiornamento i numeri dell'ultima ondata di sbarchi, favorita dalle buone condizioni del mare. Alcune stime parlano di 2000 migranti sbarcati sulle coste siciliane nelle ultime 24 ore, mentre dall'inizio dell'anno sarebbero 50.000. Nel bilancio anche i 3 migranti morti e altri 2 dispersi durante il trasbordo del loro natante su una nave maltese ieri nel porto di Pozzallo. Hanno invocato insieme la pace Papa Francesco, Perez e Abu Mazen ieri nel corso di uno storico incontro in Vaticano. Adesso la partita però torna a spostarsi nuovamente in Terra Santa. Marco Mancini. Shalom, pace, salam. Shalom, salam, peace. Shalom, pace, wassalamu alaikum. La pace declinata nelle diverse lingue ieri in Vaticano da Papa Francesco, Shimon Peres e Abu Mazen. L'incontro di preghiera interreligiosa per il Medio Oriente era stato annunciato durante la visita del pontefice in Terra Santa e immediatamente accolto dai presidenti israeliano e palestinese. Chi lavora per la pace, ha spiegato il Papa, dimostra vero coraggio. Per fare la pace ci vuole coraggio. Molto di più che per fare la guerra, per dire sì all'incontro e no allo scontro, sì al negoziato e no alle ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni. La partita per la pace adesso si giocherà tra Tel Aviv e Ramallah, con Peres 91 anni ad agosto in scadenza di mandato e Abu Mazen che dovrà gestire il governo di unità nazionale con Hamas. Intanto per entrambi oggi l'incontro a Roma con il ministro degli esteri Mogherini. È tanto facile entrare nelle cricche della corruzione, è il nuovo monito del Papa pronunciato stamane nell'omelia a Santa Marta. Oggi, ha aggiunto Francesco, tutto è affari, quanta gente che soffre per questa ingiustizia. Ed è tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata. Se la scorsa stagione non vi eravamo ancora bastati, oggi c'è la radio piena, lo studio pieno. Quest'anno in onda anche il giovedì. Sente che c'è dell'aria fresca in studio quest'oggi, non so. Odore di cane e voglia di liga. L'appuntamento con il calcio amatoriale Gala Sport è sempre su Radio Milan Inter. Allora, per prenotarsi al calciatore. No, non lo so, devi indovinare in un nuovissimo doppio appuntamento. Questo poi le botte si va dai 40 in su. Che canale si vede la trasmissione? Il martedì dalle 16 alle 17 e il giovedì dalle 13 alle 14. Ti dico le cose che non sai. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi. Stessa passione. Eccoci, dai, riprendiamo subito la seconda mezz'ora. Che onore, incredibile. Abbiamo parlato col direttore, quindi anche le linee editoriali, quindi insomma cercare di capire, quindi condividere totalmente appunto 360 gradi. No, ma poi mi fa piacere che anche il direttore abbia apprezzato, devo dire, la nostra prima mezz'ora insieme, certo. Caro Fulvio, e quindi sì, scusa, insomma, non ci ha cacciati ancora no, scusa un attimo, perché c'è il discorso degli inni. Ah sì, no, noi abbiamo avuto una grande idea. Tu hai avuto una grande idea partendo dagli inni che in un anno e mezzo ho tirato fuori dalle varie squadre di calcio durante le partite, non so, dal Borussia al Bayern. Ma questa è una cosa che riproporremo anche durante l'anno, esatto. Perché poi magari eleggeremo, grazie anche a chi ci ascolta da casa, chi ci manda gli SMS che adesso leggiamo, leggiamo, anzi grazie a chi ce li ha già mandati, eleggeremo magari l'inno più bello delle squadre europee, mondiali, insomma quello che vi piace di più, a parte Pazza Inter che è quella più bella in assoluto, ma non è in comune. La nazionalità internazionale. Esatto, voglio dire, l'inno più bello è la squadra che ha questo inno che viene cantato, fatto, forcato nel loro stadio. E oggi ho sentito quello del Real Madrid che non si può sentire. Anni 30, versione anni 30. Roba vergognosa che il Real Madrid abbia un inno del genere. Non è un problema, ce l'ho, e dopo se vuole poi lo mettiamo un attimo. E invece la tua bella idea era questa, però nostra, noi diciamolo in questo momento così evitiamo che il direttore ce la rubi, no, ce la carpisca, come dire. Hai capito? Allora l'idea era, siccome settimana scorsa con i ragazzi di C'era una volta Orei, anzi ciao Tommy, abbiamo giocato il mondiale qui, insomma in diretta
dal punto di vista tecnico-tattico, abbiamo pensato oggi di fare il mondiale degli inni. Cioè, per ogni girone scaricare l'inno nazionale del paese, farlo sentire a voi. È una cosa un po' lunghetta, è lunghina, però va bene. Però si può fare, no? Hai capito? Dopodiché, per ogni girone i 2 inni più belli passeranno, andranno direttamente agli ottavi, da lì ai quarti, ed eleggeremo. Cioè, noi diamo una votazione da 1 a 10, no? Ed eleggeremo l'inno più bello di tutto il mondiale. Questa potrebbe essere un'idea. E sarà la squadra che vincerà il mondiale, magari il Costa Rica. Pensa che non lo so. Ho sentito oggi il Costa Rica non lo vince. No, forse non lo vince il mondiale. Dell'Uruguay. Quello dell'Uruguay è peggiore. Vabbè. Senti, vorrei sentire l'inno del Real Madrid, vediamo se riesco a recuperarlo. Vabbè, intanto voi provate a pensare una squadra che ha vinto 10 Coppe dei Campioni, 700 titoli di Spagna, 2000 Coppe del Re. Beh, però con un inno storico, perché vuol dire che non lo cambiano perché è la tradizione. Sì, ma è di una roba, ce l'hai? Eccolo. C'è una ragazza che sta seguendo la cosa. Mettiamoci. Sai, mi sembra Totò quando va in Spagna, quando fa il toreador. Mettiti a suonare un liuto, anche tu un liuto. Fai una bella serenata. Quello non un liuto. Un violino suonavo. Come si chiama? Vieni, dai, vieni un attimo. Non sapevo come si chiama. Comunque possiamo scendere un attimo con scendiamo, grazie Luca. Possiamo scendere anche una cosa orripilante che non si può sentire. Questo è l'inno del Real Madrid. Esatto. Cioè, voi andate a Madrid, entrate nel Santiago Bernabéu, un tempio del calcio, quasi come San Siro, un tempio del calcio dove abbiamo vinto Coppa dei Campioni noi. È bellissimo questo stadio, fantastico, rimarrà sempre nella storia della mia vita, e vi sentite questa roba qua. Vabbè, adesso qua però abbiamo fatto una bella, diciamo. Ma con tutti i soldi che spende Florentino, non potrebbe. Ma non può prendere il figlio di Julio Iglesias, che è già terrificante il suo, e fargli fare qualcosa che sicuramente è meglio di questa roba. Enrique. Vabbè, però tu adesso assieme a me hai fatto una bella serenata con dei bei liuti spagnoli, e dall'altra parte del vetro è scesa Concita. Vieni Concita. Concita. Ciao Concita. Con chi? Mi sono emozionata tantissimo, però il tuo vero nome non è Concita, ma è Lina. Lina, che è Carmelina? No. No, sto cercando di riunirla. Più Lina. Lina così. Lina. No, perché di solito appunto è un diminutivo, invece Lina. Bene, Lina, sei qua, chiaramente. Parli spagnolo? No. Catalano? Vicino di qualcosa? Ma no. No, neanche. Squadra di calcio? Attenzione perché noi siamo molto tranquilli sul campo. Diciamo che è una squadra che qui non c'è, però c'è? No, diciamo che non fa parte di questa radio. Non fa è parte un po' bianca e un po' nera. Va bene. Il Casale, lo Junior Casale. Il Casale, sai che il nostro direttore è tifoso del Casale e quindi prende il colore, le stagiste, giustamente le ragazze che vogliono fare il giornalista, che ha la stella nera su campo bianco, e le prende proprio. Se non sono tifosi del Casale, qui non entrano. Forse il Levante bianco e nero spagnolo, perché Lina, no? Hai capito? Ma lei infatti ha un po' questa cosa, no? La vedo io un po' come ballerina di flamenco, vero? Ma anche questi tratti, voglio dire, mediterranei. Però vedi, vestita di bianco e nero, c'è poco da fare. Qua purtroppo. Vabbè, dai, facciamo. Proseguiamo, andale. Grazie. Ciao. Grazie a Concita Lina, grazie. Concita Lina. Vabbè, dai, questo per dire che prendiamo le palle al balzo per fare 2 risate da velocissimamente. Invece lei è una saggista, quindi farà la sua nuova attività qui presso Radio Milan Inter, quindi qua un bel passaggio di persone molto carine che hanno voglia di fare. Andiamo avanti con il settore. Volevi far sentire gli inni, per esempio? Se passiamo dopo, finiamo questa quello è il mondiale, dai, chiudiamo velocissimamente. Spazio di Tirolo abbiamo parlato, la Marcord è una cosa abbastanza carina. Questa sarebbe anche molto carino, no? Il fatto che anche voi da casa ci potete indicare qualche gol, qualche azione, qualcosa che vi è rimasta proprio nel cuore. Sì, proprio nella storia, proprio la parte, diciamo, anche un po' culturale, emozionale che sta dentro di ognuno di noi. Poi sarebbe anche una cosa carina anche da riproporre tra noi due, no? Assolutamente. Non solo la mia o la tua, diciamo. Uno, diciamo, il personaggio che magari a 20 anni direbbe il gol di Milito contro il Bayern, perché quello è ovvio, no? Ma io sono un po' più retrodatato, noi siamo più retrodatati, e quindi ti dirò per esempio che il mio momento a Marcord, io ero un grande tifoso di Mariolino Corsi,
scorso, certo, perché quando sono andato a San Siro la prima volta, Inter-Napoli, con mio padre, anno era il 70 forse, o il 69 o il 70, adesso non mi ricordo, quelle epoche lì, l'Inter vinse 2-0, il primo gol lo segnò corso dopo 4 minuti su punizione a foglia morta. Io ero lì e guardavo questo qua. Ma allora è vero che le tira a foglia morta. Esatto, allora è vero. Era famosa questa punizione a foglia morta. Fantastico. Che io vidi da ridere. È stato il primo gol che ho visto a San Siro, e per me Mariolino Corso ancora oggi. Quindi questo è, diciamo, il tuo aneddoto di esattamente, la e invece il mio aneddoto è sempre più o meno quel periodo, diciamo un anno successivo, però è comune, incredibile a tutti quelli della mia generazione di fede interista, è la famosa rovesciata di Boninsegna del 5-0 col Foggia, che quella proprio è la sintesi del centravanti come dovrebbe essere, invincibile, perché per me Boninsegna era un centravanti invincibile. Proprio fisicamente lui portava proprio, mi ricordo una partita contro l'Admira Wacker che abbiamo perso, purtroppo ci hanno segnato un gol, dovevamo vincere 2-0, abbiamo finito 2-1 e praticamente il Bobo sull'1-1 purtroppo ci avevano pareggiato, aveva segnato Adelio Moro, prese la squadra schiumando da centrocampo, è partito palla al piede 2-3, è arrivata una cannella, gol, cioè questo è il centravanti che dovrebbe avere la nazionale italiana, avete capito cosa voglio dire? Ecco. No, ma io mi ricordo per esempio sulle figurine Panini, che è una cosa che avevo già detto a Lapo un annetto fa, c'era un periodo che le figurine Panini, quando erano uscite, avevano le poesiole sui calciatori, no? E quell'anno c'era quella su Boninsegna che recitava: Boninsegna tira la rete con la forza di un ariete, per i poveri portieri sono dolore e dispiacere. Hai ragione. Fantastica questa cosa, no? Dovrei avere qualcosa ancora, cioè, ancora le raccolte una raccolta del 73 dovrei averla, però ecco, potrebbe essere anche per esempio un'idea andare a cercare questi signori che ormai hanno i loro 60, 70 anni e farsi raccontare anche da loro, ma non solo interisti ovviamente, no, assolutamente, torinisti, certo. E farsi raccontare da loro. Questo è bellissimo, perché questa è la cosa proprio divertente proprio del calcio, perché dopo alla fine quello che rimane ognuno di noi è proprio il rapporto, a parte il fatto che uno giochi comunque a pallone, perché un ragazzino, forse 1 o 2 su 10 possono non giocare a pallone, ma la maggior parte giocano a pallone, quindi il fatto, diciamo, di riproporre sul campo di calcio, nel proprio campetto di periferia o a qualsiasi altro livello, comunque dopo aver visto le gesta dei giocatori al sabato e la domenica, quelli del passato, rappresenta proprio il collante, no? Il collegamento ben preciso, no? Anch'io giocando a calcetto per 20 anni a calcetto, anche se il campo è più piccolo, quando ti veniva una cosa che poteva essere un tiro al volo e segnavi, anche se segnavi da 6 metri in un campo di calcetto, eri contento, no? Quindi questa è la fantasia che ci si porta dietro, e questo è il ragionamento che si deve fare sempre sul gioco del calcio, che noi purtroppo stiamo perdendo, e tutti noi persone che vogliono bene al calcio cerchiamo di recuperare. Il problema è che c'è tutta un'architettura un po' negativa che porta su tutt'altro, e non alla centralità del calcio, ma porta sul resto che invece in realtà non è poi così pertinente al calcio, quindi il gossip, le cretinate, il prolasso del lunedì, fare la cosa fuori da quella logica, giustamente. Assolutamente. Chiudiamo le ultime 2 cose, quindi abbiamo il sondaggio del giorno, faremo un sondaggio chiaramente divertente, e poi potrebbe esserci anche lo spazio per un pronostico. Cercheremo di ragionare un po', di trovare la chiave giusta per fare un pronostico, no? Magari cosa potremmo fare. Che cosa fare? Sì, so che sono arrivati anche dei messaggini, e quindi ci fa piacere ovviamente che ci seguiate, anche perché questa è la puntata 0, anche perché per me e per Mister Controcalcio è la prima volta, insomma, insieme, quindi i tempi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, direi. Indubbiamente sono arrivati già dei messaggi che sono, mi sembra, personaggi che frequentano la radio, comunque telefonicamente parlando, e anche di presenza. Abbiamo quindi Antoniuto, un augurio sincero per la nuova trasmissione, e poi vabbè, si lascia andare merda, vabbè, questo è un discorso che si dice così, si dice sempre così. Poi Simona, 38 gradi, parlavamo del caldo prima. Ciao Simona, ciao. Allora anche a lei ovviamente. Ghiro Ghirosi, e dice qua, non sai ma che bella trasmissione, pensare che stavo per girare su Radio Padania. No dai, fai il bravo.
resta con noi, almeno non ti annoi del tutto, perché sennò io so. Ecco, e poi dopo si ritorna al discorso invece di Antoniuto, che dice: posso prenotarmi per la rubrica non ti sopporto più, puntini puntini, hashtag Mazzarri Vattene. Sì, cioè questi sono gli interisti che non demordono anche se è finito il campionato, non c'è niente da fare, capito? No, vabbè, insomma, comunque ragazzi, noi siamo qua, noi saremo qua. Cercheremo di darvi un prodotto. Dimmi. L'ultima, scusa, Ghiro Ghirosi, bello Lino del Real, mi ricorda le comiche di Stanley Olio. Ha ragione, hai ragione, Ghiro Ghirosi, è vero. Sembra veramente un film tipo non so, io mi vedevo bene, come ho detto prima, Totò, FIFA e Arena mi sembra si chiamasse il film. FIFA Arena quando lui va in Spagna, insomma, mi vedevo quelle robe lì, ecco. Va bene, allora che calcio che fa ne parleremo, poi noi inventeremo delle cose sempre abbastanza carine. È molto importante il rapporto appunto con gli interventi, quindi con persone qua in studio ma anche telefonicamente, cercare quindi di attivare tutto ciò che riguarda il calcio, anche magari andando a prendere delle cose che magari la quotidianità di Radio Milan Inter non può riuscire ad abbracciare, perché ogni giorno sono presi dalle notizie che nascono subito, ecco. Quindi questo è un po' come il discorso del tuo periodico di Style, per dire, che tu scrivi, giusto, no? Esatto, e quindi è il periodico che viene fuori, quindi adesso scusami, ho forse anticipato la telefonata con Fulvio Santucci, perché iniziamo a parlare di mondiali, no? Certo, parliamo di mondiali perché ormai mancano 3 giorni, insomma, voglio dire, c'è un programma molto ricco e la Rai trasmetterà una partita al giorno. Complimenti, bravi. Appunto. Anzi, la Rai ieri è riuscita anche a non far vedere la partita dell'Italia fino all'1-1. Tu pensa, la TV di Stato. Allora io quando mi arriva il prossimo canone magari pago di meno, perché sono distratto. Perché a me interessava proprio quella partita e quella percentuale la devo scalare. La Rai è una roba devastante. Allora dovremmo avere in collegamento Fulvio Santucci. Pronto? Pronto, ciao, buongiorno. Buongiorno Fulvio, ciao. Tu sei il primo invitato telefonico della nostra trasmissione. No, scusa un attimo, perché tu non puoi pensare, siamo qua in radio, da un momento all'altro arrivano dei personaggi, viene fuori una testina. Abbiamo qua Daniele Mariani di Milan Time, che chiaramente noi siamo aperti a qualsiasi provenienza calcistica, abbiamo visto prima con la Lina, la Juventus, aspettiamo Daniele Mariani in trasmissione prima o poi per parlare di tutt'altro che il Milan. Esatto. Giustamente. Quindi va bene, questo piccola preambolo. Quindi Fulvio Santucci, abbiamo di fronte Gabriele Borzillo, il Pontificatore, io Fulvio Floridia, Controcalcio. Fulvio Santucci, Inter TV, giusto? E non solo a quello. Sì, esatto, e tanto altro. E tanto altro, tipo? Ad esempio responsabile editoriale passioneinter.com. Sì. Roba pesante. E grazie appunto a questo ruolo è stato permesso di fare quel progetto editoriale di cui parleremo tra poco, immagino, no? Allora, perché adesso abbiamo parlato un po' della trasmissione, questa è la puntata 0, però adesso iniziamo a parlare dei mondiali. Ti abbiamo chiamato, quindi la cosa molto carina, l'ho fatta vedere anche a Gabriele, che è rimasto favorevolmente impressionato. Molto, molto bello. È proprio il discorso di questo manuale, chiamiamolo manuale perché proprio non è un libro vero e proprio. Istruzioni per l'uso, perché è proprio uno che vuol sapere la parte emozionale dei campionati del mondo, la parte operativa, quindi gli stadi, i gironi veri e propri, l'albo d'oro e tutte le squadre con all'interno tutte le varie notizie. Se vuoi parlare tu, è una cosa fantastica. Sì, Fulvio, è proprio così. Intanto questo manuale, diciamo, che vale anche come guida per i mondiali, si chiama A Passo di Samba ed è stato proprio concepito nel modo di cui parlavi tu, quindi una guida che potesse esplorare tutti i lati di quelli che sono i mondiali, sia dal punto di vista romantico che dal punto di vista tecnico che dal punto di vista informativo. E quindi appunto per il romanticismo abbiamo pensato a 10 racconti che hanno fatto la storia dei mondiali, non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista storico o sociopolitico del paese o dei paesi che hanno giocato queste partite, e poi ci sono tutte le informazioni molto dettagliate su quelli che saranno i mondiali che prenderanno il via appunto giovedì 12, no? Esattamente. Fantastico, sì, è una cosa proprio. Senti, nel frattempo ti posso mettere una canzone, perché si chiama esattamente, ripeti il nome della guida? A Passo di Samba. Ecco, allora senti questo. Scusa, perché tanto rimane un attimo, puoi rimanere un attimo al telefono, no? Sì, certo. Vabbè, dai, questo è un po' un samba di Sergio Mendes, no? Giusto? Mascanada. Il Brasil 66, 1966 effettivamente è tantissimo. Poi ha fatto una bellissima versione
7-8 anni fa, tutta remixata, fantastica, proprio con un ritmo sempre la linea insomma della canzone, però molto dance, bella, devo dire la verità, a me che piace il classico, quindi... No, allora lasciamola in sottofondo mentre parliamo con Fulvio. Bene. No? Fulvio, vai avanti. Sì? Sì, dicevamo appunto che come era strutturata questa guida, sono 86 pagine di sapere, diciamo, di puro sapere. Sai che sono un po' poche. Diciamo che... Sono un po' poche, sinceramente. Sono veramente poche. Cioè, vi siete fatti un mazzo. Sono 85 pagine di sapere, ma anche di godere. No, scusa, ne hai detto scusa, hai detto 86, adesso è passato 85. Diglielo ancora. Non sono poche? 84. No, perché sono 85 più l'indice, quindi l'indice non la consideriamo. Allora calcoliamo, si vuole fatica anche per fare l'indice. Alla fine dopo è una cosa, perché io sono grafico pubblicitario, alla fine dopo le tabulazioni, va bene. Dicevamo appunto puro sapere, puro godere, e ruota tutto su una frase, una citazione di Bill Shankly che compare anche nella prefazione di questo manuale, di questa guida, che dice c'è chi dice che il calcio è una questione di vita e di morte, non sono d'accordo, è una cosa molto ma molto più seria. Beh, non è notevole come citazione, va bene. È uno che non... Tutto gira su questo concetto, e soprattutto è una guida che si può scaricare gratuitamente su PC che su tablet o smartphone, perché è un file in PDF, quindi un file che siamo abituati a vedere, e non ci sono vincoli di registrazione, per cui sì, l'ho visto, io l'ho già scaricato. Tra parentesi, ho già preso nota del link, quindi è www.losport24.com/download, giusto? Esattamente, sì. Io sono rimasto abbastanza... C'è un bottone verde da cui si può scaricare la guida senza un vincolo di registrazione, senza alcun pagamento, quindi tutto gratuito. Sì, poi non è una cosa, molto bella anche graficamente. Sì, poi non è una pubblicità, cioè uno dice scarico perché c'è una pubblicità, invece è proprio un'operazione editoriale molto ma molto simpatica, e poi è gratis, perché se ci pensi a quello che indubbiamente è stato scritto all'interno per ogni scheda è veramente molto valida, no? Perché parla, non so, dei personaggi più importanti della storia, l'aneddoto mi sembra di ricordare, poi c'è la formazione attuale e delle cose che riguardano anche il paese in se stesso, no? Quindi insomma è una cosa molto carina. Se ripenso alle pubblicazioni, la prima pubblicazione che mi va indietro negli anni, questo io ho una certa età, 1966, campionati del mondo del 66, mio padre arrivò a casa con la famosa pubblicazione Campionati del mondo 1966, ce l'ho ancora, ed era di Gianni Brera, quindi dentro le foto erano pochissime foto a colore, maggior parte chiaramente squadra per squadra, con i giocatori più importanti che c'erano all'epoca. C'era Eusebio, non so, Osgood dell'Inghilterra che vinse, andiamo a tutti quei giocatori, Schulz della Germania, quindi per dire, no, faceva parte di tutto un altro periodo storico, chiaramente. E rimane sì, prego. Infatti, guarda, aggiungo solo il fatto che l'idea era proprio questa, nel senso che ci piaceva come gruppo. Ricordo, questa è una guida fatta dallo staff del network Manford, quindi da 3 siti unificati, passioneinter.com, passionepremier.com e lo sport24.com. È stata concepita proprio per riprendere quello che era il concetto ormai desueto delle guide cartacee, quelle che c'erano fino agli anni 90, però senza perdere la comodità del digitale, quindi diciamo che negli anni con le comodità dell'era moderna. È proprio quello che mi ha colpito, proprio il fatto di avere questo taglio cartaceo, con anche la prima parte che poi riguarda anche le partite più importanti emozionalmente parlando, no? Le partite più belle giocate, insomma, con direi... È molto, io guarda, ti faccio i complimenti perché gli ho dato un'occhiata oggi anche abbastanza veloce, molto veloce, stasera me lo scarico, me lo leggo, è bella.